Grazie. Ok, allora io parlerò di un progetto appunto che ha citato Irene nella sua presentazione, che riguarda questo progetto Live C-Farms, che è un progetto insomma, di qualche anno fa che ha visto coinvolto il CREA insieme con altri istituti, con altri enti. Obiettivi e risultati del progetto erano tanti, io vi parlerò principalmente di quelli che riguardano il coinvolgimento diretto del CREA, che sono stati principalmente quello dell'analisi microeconomica, quindi a partire dall'azienda agricola, della sostenibilità economica di un sistema legato appunto alla creazione di crediti di carbone a partire dalle pratiche agricole esistenti in azienda. Poi all'interno del progetto c'erano anche altri obiettivi, tra i quali quelli di realizzare un GIS, quindi un sistema informativo geospaziale, con la regione studio era la Lombardia. Quindi è stato applicato principalmente in questa regione. Appunto, come dicevo, il progetto del 2021, del 2023, progetto leader era Federlegno Arredo, appunto la divisione in tre azioni, come vedete in questa slide, c'è un sito internet, se volete potete andare a scaricare il deliverable e a leggere insomma, i risultati di questo progetto. Quindi di che cosa si è occupato principalmente il CREA? Si è occupato innanzitutto dell'analisi statistica dei dati economici a disposizione. Abbiamo utilizzato per questo la RICA, che insomma non so se la conoscete, la RICA è la rete di... adesso si chiamerà RISA nel prossimo anno, però è un obbligo comunitario di tutti gli Stati membri che riguarda la raccolta di dati contabili di un campione rappresentativo di aziende agricole. Noi lavoriamo molto a livello del CREA con questi dati, non solo noi ma anche l'università, e abbiamo utilizzato le informazioni della RICA per l'analisi di sostenibilità economica a livello aziendale. Dopodiché abbiamo lavorato per costruire dei coefficienti legati al sequestro di carbonio di specifiche pratiche di carbon farming esistenti nelle aziende agricole oggetto di studio, sia all'agricoltura e sia all'agroforestazione. Quindi abbiamo lavorato insieme anche a Crea Foreste e Legno, in questo caso con Piombo. Dopodiché abbiamo fatto delle dimostrazioni a livello aziendale e a livello regionale. Appunto una parte importante di questi progetti, come avete sentito stamattina dalle presentazioni, è sia l'identificazione delle pratiche di carbon farming, che ormai sono elencate, si sa quali sono, ma soprattutto il potenziale che queste pratiche hanno di mitigazione del cambiamento climatico. Che cosa abbiamo fatto noi nel nostro progetto? Non abbiamo fatto altro che fare una revisione della letteratura, quindi di tutti quegli studi sperimentali condotti in Europa riguardanti la variazione di stock di carbonio nei suoli agricoli con questa lista di pratiche individuate. Abbiamo raccolto tutti questi dati in un database, abbiamo armonizzato tutti i dati di tessitura, dati agroclimatici relativi alla letteratura che abbiamo trovato, dopodiché abbiamo selezionato quei dati che corrispondevano alle regioni periclimatiche della Lombardia in cui ricadevano le aziende oggetto di studio, individuando 8 pratiche disseminative e 3 pratiche riguardanti frutteti, quindi le coltivazioni permanenti. Questa slide vedete le pratiche di carbon farming che abbiamo considerato, quindi la simile sul sodo, minima lavorazione, rotazioni, agroforestazione e così via. E qua a fianco di ogni pratica vedete anche il coefficiente di carbonio per ettaro per anno associato ad ogni pratica culturale, in base ai dati di letteratura. I dati del potenziale di sequestro di carbonio lo abbiamo calcolato come mediana dei valori riscontrati in letteratura. Quindi niente è stato fatto a livello di suolo, nel senso di andarci a fare l'analisi di queste aziende che abbiamo campionato, ma abbiamo utilizzato questo valore mediano della letteratura anche perché altrimenti era molto difficile, il life durava poco e per fare questa roba qui bisogna, come qualcuno ha detto prima, 5-10 anni, per cui ci siamo basati appunto sui dati in letteratura. Abbiamo individuato appunto nel campione della RICA aziende rappresentative dell'agricoltura lombarda, individuando quelle che nel periodo 2017-2020 hanno aderito alla misura di carbon farming, quindi alla misura 10.4 che includeva tecniche di minima lavorazione con cover crops e così via.
Per fare questo la RIC è molto utile perché avendo delle aziende possiamo incrociare con i database amministrativi ed estrapolare quelle aziende che hanno ricevuto quegli aiuti e che quindi si suppone abbiano utilizzato quelle pratiche. Le aziende più piccole invece sono state individuate da Crea Foreste e Legno all'interno, mappate appunto come vedete qua, questi puntini in rosso sono le aziende più piccole della Lombardia e quelle azzurre del Piemonte utilizzate come caso di studio. Quindi in Lombardia le aziende che abbiamo selezionato sono state specializzate in culture cerealicole e in allevamenti mobili da latte, mentre per le più piccole abbiamo utilizzato appunto queste aziende specializzate estratte da Creflo di Stelvegno. Dopodiché, siccome i dati RICA, per come erano strutturati, raccogliamo soprattutto i dati di tipo economico e poca roba sulle pratiche, abbiamo aggiunto un questionario per andare a vedere se c'erano in azienda ulteriori pratiche che ci sfuggivano dai dati RICA. Quindi abbiamo arricchito diciamo, un'analisi con questo questionario specifico che abbiamo inviato direttamente alle aziende coinvolte grazie appunto alla collaborazione di Confagricoltura. Poi che cosa abbiamo fatto? Semplicemente abbiamo fatto un confronto tra gli scenari di base, quelli che trovavamo, e poi gli scenari alternativi. Quindi cosa succedeva con queste due tipologie aziendali, la cerealicola specializzata e l'agroforestazione con pioppo, con l'introduzione di pratiche migliorative suggerite dall'agricoltore dell'azienda in base alle culture presenti. Per esempio aggiungendo veniva lavorazione, fertilizzazione organica, cover crops e così via, e nel caso del pioppo abbiamo utilizzato sia le minime lavorazioni, la fertilizzazione organica, il cover crops e l'interfina, ma anche la sostituzione di piloti pioppo tra il pioppo I214 e il pioppo MSA, che anche se ha un valore minore nel mercato, produce, insomma, in termini di produce un po' di più, però siccome ha una maggiore resistenza, permette di utilizzare meno prodotti fitosanitari, per cui dal punto di vista ambientale va meglio, diciamo così, del 214. Abbiamo poi calcolato per questo parametro, per questo benchmark, i flussi di carbone in base ai coefficienti di cui vi ho parlato prima, e poi con i dati RICA abbiamo analizzato i costi, quindi i costi, i margini lordi ad ettaro delle culture interessate, questo grazie alla RICA, e poi i ricavi eventuali derivanti dalla vendita di potenziali crediti di carbone sul mercato a diversi livelli di prezzo. Livelli di prezzo che ci siamo, cioè, siccome il mercato non esiste, abbiamo cercato poi letteratura e nel periodo del progetto erano veramente bassi. Infatti il range va da 1,5 a 7 euro a credito. Considerate che in base ad alcuni studi, sia fatti, mi ricordo uno a Singapore e uno in America, mi sembrerebbe che tra i 40 e i 100 dollari sia il valore che potrebbe essere ritenuto congruo per portare avanti una roba di questo tipo. Abbiamo anche stimato l'incidenza dei costi di certificazione eventualmente da portare avanti. Quindi qua questa slide è soltanto per farvi vedere cosa abbiamo fatto. Quindi per ogni tipo di cultura queste sono le pratiche esistenti nella baseline, quindi nel quadro di sopra, e sotto le pratiche in uno scenario alternativo. Nelle pratiche di baseline, per esempio, ovviamente ci sono, quando uno va ad analizzare un'azienda, abbiamo trovato sia pratiche agricole che carbon loss, sia carbon gain, nel senso che la presenza di monoculture con successione è chiaramente, cioè l'abbiamo individuata come una carbon loss, cioè la letteratura ce l'ha mostrata come una carbon loss. Però magari facendo sostituendo la monocultura, che ne so, i residui culturali oppure la ridazione del suolo, abbiamo un carbon gain e poi dipende dalla combinazione delle diverse pratiche si può avere un più o meno, quindi non è facile insomma, dall'inizio, però basandoci sulle aziende prese come casi studio sono uscite fuori insomma questi tipi di analisi. È la stessa cosa avanti. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo confrontato poi dal punto di vista dei costi variabili ad ettaro delle diverse culture il differenziale, quindi il margine lordo ad ettaro delle culture nello scenario invece nello scenario alternativo, e anche in questo caso abbiamo visto che per alcune culture aumentavano, il differenziale era positivo, per altre era negativo, quindi anche qua non si può dire, cioè non si può dire che il passaggio a pratiche alternative sia più conveniente, dipende.
dipende dalle pratiche adottate, dipende dai costi, dai fattori produttivi e così via. E poi abbiamo confrontato anche i ricavi derivanti dalla vendita di crediti di carbonio a diversi prezzi di mercato, quindi in questo caso 1,5, 3,7 euro all'ettaro. Io vado veloce perché non ho tempo, poi abbiamo anche confrontato il break-even point, chiamiamolo così, tra i ricavi derivanti dai crediti di carbonio e i costi di certificazione. Adesso i costi di certificazione stimati erano in una forbice che andava dai 3.000 ai 15.000 euro ad ettaro, strettamente dipendenti dal numero di pratiche da certificare, da controllare, dal numero di volte in cui il tecnico va in azienda a fare i prelievi e così via, stimati mi pare nel peggiore dei casi 25 giorni all'anno. Comunque c'è tutto, trovate tutti i dati nel deliverable, e dopodiché insomma abbiamo visto che con questi presupposti, diciamo, i costi di certificazione l'azienda inizia a coprirli tra il quarto e il quinto anno, il che è, insomma, non è molto positivo. Per quanto riguarda il piombo, in questo caso invece è un po' diverso, perché qui abbiamo il carbone sequestrato nel legno, oltre ad esserci insomma il servizio ecosistemico, però chiaramente utilizzando il piombo, sostituendo un clore 214 con un MSA, cambiando tecniche culturali, in questo caso anche il più basso prezzo di vendita di un ipotetico credito di carbonio della pipicoltura copriva subito i costi di certificazione, ma perché i crediti che si producono sono tanti, quindi non è come il caso dell'azienda agricola in cui sono minori. Sempre all'interno del progetto appunto trovate anche la proposta di un quadro regolatorio per la certificazione dei crediti, che è un output molto interessante del progetto, ed è un meccanismo proposto che premia il risultato, che se abbiamo visto prima le difficoltà di associarsi al risultato e non l'applicazione della buona pratica, e questo appunto all'interno di un deliverable del 6 deliverable 7 potete trovare appunto questo schema legato al quadro regolatorio. Ugualmente, se andate a prendere altri deliverable del progetto, trovate il funzionamento di questo simulatore, quindi questo sistema informativo geospaziale, sviluppato da Terra System e dall'Università della Tuscia, che qua insomma c'è un simulatore, voi potete entrare e vedere come funziona. Poi vabbè, le conclusioni, qualche conclusione è stata già detta, quindi ribadiamo anche noi all'interno di questo progetto che le variabili da prendere in considerazione sono tante, che al momento, per esempio, un limite del nostro progetto è il fatto di essere legato a dei coefficienti trovati in letteratura. Quindi avremo bisogno di validare questa roba qui con le indagini di campo, ed è quello che come CREA speriamo di fare in futuro con lo sviluppo insomma, dei nostri progetti. Ancora, una sola pratica di carbon farming non serve, quindi ci vuole un pool di pratiche da applicare tutte insieme, se così funziona, e solo per grandi aziende, cioè piccole aziende non ci sono grandi benefici. Costi, non trascuriamo la sostenibilità economica di questa cosa qui, perché la certificazione può essere onerosa e i risultati degli agricoltori puoi vederli dopo un tot di tempo più o meno lungo. E questo, vive benefici ambientali, però l'agricoltore guarda il reddito che ha durante l'anno. Quindi bisognerà continuare ad analizzare la parte economica, di sostenibilità economica di tutto il meccanismo. E ancora appunto l'altra difficoltà per il fatto che la legge di carbone ancora non c'è, quindi non possiamo dire molto. Ancora due parole le spende per la RICA, perché la RICA appunto, è uno strumento molto utile in questo tipo di analisi sulla sostenibilità economica, però appunto l'ultima slide soltanto per dirvi che adesso la RICA si sta trasformando in RISA. In questa slide, che è un'infografica, vedete le linee in azzurro sono il numero di variabili attualmente presenti nella RICA. Quelle in rosa sono tutte quelle in più, tutte quelle aggiunte all'interno della RISA, e sono tutte ambientali, quasi tutte ambientali. Quelle sociali sono molto poche, perché insomma, nonostante le ambizioni iniziali della DG Agri, sono state ridimensionate da discussioni insomma, con gli Stati membri. Quindi in futuro, a partire dal prossimo anno, all'interno della RISA ci saranno informazioni utili sulle farming practices, c'è tutto un elenco
di pratiche agricole che le aziende devono indicare, la biodiversità, le analisi del suolo, che pur essendo una tabella opzionale, può essere pure che qualcuno ci dia i dati da mettere dentro, importantissimi, ribadite stamattina, le tabelle sulla gestione dell'etame, sia in termini di utilizzo dell'etame, sia in termini di strutture per lo stoccaggio, di gestione dell'acqua e così via. Importante sottolineare, e lo voglio sottolineare, che questa cosa qui funziona soltanto se le pratiche agricole sono riferite alle colture. Adesso il regolamento comunitario non dà l'obbligo di riferirlo alle culture. Noi in Italia le pratiche agricole le abbiamo sempre raccolte riferite alle culture e continueremo a farlo anche in futuro. Quindi all'interno di un'azienda agricola, anche se l'azienda agricola ha 5 colture con 5 pratiche di carbonfarmo diverse, noi raccogliamo queste informazioni in modo tale che poi quando analizziamo i dati sappiamo che quella coltura ha una determinata pratica e non un'altra, perché riferirla all'azienda nel suo complesso ai fini di questo tipo di indagine non serve a niente. Vi ho anche messo il riferimento dei regolamenti, il più importante è l'ultimo, l'Implementing Regulation. Se andate nell'allegato 8 trovate tutte le variabili che saranno incluse che sono molto utili, che saranno utilissime per alimentare insomma, questo tipo di analisi. Io ho finito. Grazie tante, grazie veramente.